Radio Free Station c'è Samantha con Holly Evans, New Generation. Oh, yeah. E subito dopo l'intervista, ovviamente con il Focolento, ci sarà il Music Time, quindi fra pochissimo, amici. I got a woman way over town that's good to me. Ciao a tutti, oggi con noi per la rubrica Holly Evans New Generation abbiamo come ospite veneziano Francesco. Ciao Fra. Ciao Samantha, come va? Tutto bene? Tutto bene, il tempo comincia a migliorare, cominciamo già a respirare un po' di più. Da voi? Anche qui la cosa sta migliorando piano piano. Senti un attimo, tu fai parte di un duo, come si chiama? Sì, una band che è in fase di... stiamo cercando di ampliarla e quindi di aggiungere nuovi membri. Ok. E vi chiamate Fuoco Lento, giusto? Siamo i Fuoco Lento, sì. Siamo una band di Foggia, facciamo rock italiano e da qualche settimana è disponibile per l'ascolto sul canale YouTube, su SoundCloud, il nostro nuovo singolo. Dopo ne parliamo Francesco, intanto comunque sì. Parliamo dell'altro ragazzo che fa parte della band, dimmi, come si chiama? Allora l'altro componente, coautore e compositore, bassista, Stefano Istvan Di Biase. Ok, perfetto. Quindi siete soltanto voi due, però state in progetto di cercare tutta quanta la formazione al completo, un massimo di 4 persone da quello che ho capito, esatto, vero? Sì, noi dalla prossima settimana, no, o meglio alla fine del mese, insomma, inizieranno delle audizioni per aggiungere un nuovo membro chitarrista, quindi troveremo un po' di persone, un po' di ragazzi e poi alla fine sceglieremo quello che più si adatta al nostro genere, insomma, quello che più ci emoziona e che quindi ci dà la carica per poter iniziare un discorso insieme. Quindi praticamente siete di Foggia. Esatto, siamo di Foggia, Foggiani Doc. Allora, avete dei live da promuovere in questo periodo? Attualmente no, perché come ti dicevo prima, stiamo provando dei ragazzi, quindi stiamo cercando di Ok, va bene. Però comunque la cosa è in progetto. Sì, è in progetto. Con quale brano vi state facendo conoscere da noi della radio e ovviamente dagli ascoltatori, Fra? Noi abbiamo da poche settimane pubblicato il nuovo singolo omonimo Focolento, il titolo ha lo stesso nome della band, ed è disponibile da qualche settimana sui vari canali, SoundCloud. Ok, insomma, senti, ci vuoi dare la rappresentazione del brano? Spiegaci il tutto, come mai è partito, il perché, il vostro pensiero di questo brano, eccetera, vai. Ma è un brano che parla di noi, quindi eccoci, come dire, il nostro cavallo di battaglia, perché ci rappresenta soprattutto il testo. E niente, parla di quest'uomo, alla fine si parla al singolare, no? Di questa persona, insomma, che brucia a fuoco lento e quindi non è facile, ecco, da spiegare così in 2 parole, però è comunque, insomma, un discorso di bruciare a fuoco lento, quindi ecco, dà l'idea di una fiamma lenta e debole, che è destinata poi a crescere piano piano, oppure perché no può anche restare sempre allo stesso livello. Questo è un punto interrogativo che noi diamo a chi ci ascolta, quindi un'incognita senza esagerare. Quindi sarebbe un'incognita questo brano. Non è un'incognita, noi vogliamo dare con questa, okay, diciamo, specie di impressione, questa impressione di incognita, okay, perché all'inizio, insomma, non vogliamo, esaltarci, non vogliamo dare modo agli altri di pensare di essere una bomba, sarà agli altri, ecco, seguirci e capire più come andrà a finire. Ah, ok, quindi volete, diciamo, come se fosse che accendi la miccia e se vuoi segui la bomba, eccolo il senso. Esatto. Mi piace di più. Diciamo che è così. Almeno ti do una mano, cerco di aiutarti più che altro.
Comunque, allora, questo brano fa parte di un EP, di un album, di un mixtape, cosa? Dimmi. No, attualmente il brano abbiamo deciso di pubblicizzarlo come singolo, senza anticipare alcun tipo di disco, album e tantomeno un EP. Poi comunque sicuramente credo potrebbe esserci la possibilità nei prossimi mesi di lanciare un EP. Ok, allora abbiamo già registrato dei brani in studio, quindi abbiamo già comunque un repertorio abbastanza numeroso, fatto di brani. E allora non vedo l'ora che completate tutto quanto la situazione, in modo che saremo i primi a poter mandare le vostre canzoni. Che ne dici? Grazie, certo. Poi nei prossimi mesi magari anche, perché no, vedremo se pubblicare un nuovo singolo. E ricordati che noi ci siamo sempre, questo sai. Ma certo, soprattutto Radio Free Station. Ok, allora facciamo così, visto che comunque dobbiamo far conoscere alla gente il vostro diciamo motivo per quale vi siete messi a fare la band, il vostro duo Fuoco Lento, che è omonimo come abbiamo detto prima. Raccontateci come è nata questa passione per la musica e automaticamente quando vi siete incontrati e la decisione qual è stata. Vai. Allora, premetto che la formazione, o meglio il progetto Fuoco Lento è nato nel 2010. Poi per vari motivi, insomma, abbiamo suonato in sala prova e basta. Abbiamo suonato pochissimo dal vivo e lo scorso anno mi ha contattato Stefano, che tra l'altro è un ragazzo che conosco da un sacco di anni, perché suonava il basso in una band che seguivo, una band foggiana che seguivo in prima persona, e da lì insomma mi contattò e insomma mi chiese se potevamo riaprire il discorso e quindi riformare il progetto. Stefano è parte integrante del progetto. Ok, Stefano, che cosa ne pensi tu di questo duo? Cosa ne pensi di questa cosa, come sta andando e come la vedi questa situazione della band? Diciamo buonasera. Allora, praticamente noi ci siamo rincontrati alla fine dell'anno scorso, quindi abbiamo deciso di fare musica inedita perché è un modo comunque anche per estrinsecare qualcosa che abbiamo dentro, no? Il nostro è. E quindi abbiamo iniziato a fare musica così come facevamo, ovviamente ogni tanto anche discutendo, no? Sai, magari sul modo di fare la canzone, magari qualche variante in più, in meno, però insomma niente che. La vedi bene fare questo progetto? Spiegaci. Sì, è una bella cosa, anche perché noi abbiamo iniziato adesso in due soltanto in studio, abbiamo già fatto insomma diversi pezzi e adesso stiamo comunque alla ricerca di nuove persone in modo tale che insomma si possa concludere il tutto, insomma si possa chiudere il cerchio e quindi concludere la formazione della band e quindi poter suonare questi pezzi anche dal vivo e con altre persone che condividono la nostra passione per la musica rock fondamentalmente. Ok, ma voi avete un canale Facebook per caso? Sì, abbiamo la nostra pagina Facebook e anche un canale YouTube, Fuoco Lento Rock Band. No, perché volevo dare comunque l'idea, visto che ci sono tanti ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando e sicuramente ci ascolteranno anche da Foggia, quindi se vorranno venire a fare il provino, esattamente ciò che avete detto voi, basta andare su Fuoco Lento su Facebook e vi trovano immediatamente, giusto? Certo, noi tanto il post lì l'avete messo. Naturalmente siamo su Facebook, su Instagram, su Twitter, abbiamo il nostro canale YouTube e il canale SoundCloud. Ok, allora torniamo un attimino anche a Stefano. Stefano, tu diciamo hai deciso di contattare Francesco e di provare questa situazione, ma le canzoni chi le scrive, i pezzi chi li suona? Allora, io per adesso ho suonato, mi sono dedicato prevalentemente alla parte musicale, ho suonato sia il basso che la chitarra in questi pezzi. Sì. Quindi ho suonato anche la chitarra elettrica e fondamentalmente io faccio le musiche e musico dei pezzi di Francesco, però in un paio di occasioni
siamo stati coautori anche della parte scritta, quindi Ottimo. anche del testo. Quindi c'è molta coalizione tra di voi. Sì, abbiamo creato un'intesa, una sorta di simbiosi, e quindi ci troviamo molto bene, insomma, quello che scaturisce dalla collaborazione è qualcosa di omogeneo, per cui ci sta, diciamo che promette bene il tutto. Buono. Perfetto, dai. Allora ragazzi, visto che comunque per i live non ne avete ancora tuttora, attendo ovviamente le vostre informazioni future e attendo allo stesso tempo anche quando sarete completi in toto, perché comunque mi interessa anche a me se vai a guardare. E che dire, intanto ci ascoltiamo a questo punto la vostra canzone, vi saluto, vi mando un grosso abbraccio. Ragazzi, ok, non vi sentiamo. Ci ascoltiamo appunto il vostro brano omonimo Fuoco Lento. Grazie a voi. Un saluto a tutti coloro che seguono la tua trasmissione e complimenti. Grazie. Ciao Stefano e ciao Fra. Ciao. Grazie a voi. Sono un uomo, forse un animale, vivo per mangiare. Con un calcolone mi devo preoccupare, non soffro più al calore. Stato pazzo, scariche elettriche letali e il mio cervello viaggia lento. Non lo tengo. Non mi preoccupo se non riesco a piangere. Non mi preoccupo se so posso rinviare. Vivo a fuoco lento, fuoco lento, fuoco lento. Sono un cane o forse un alieno, urlo al mondo che esisto, o forse non è vero, ignora l'origine di questa esistenza, capire il mio inconscio è la vera astinenza. Non mi preoccupo se non riesco a piangere, non mi preoccupo se so e posso rinchiare, vivo a fuoco lento, fuoco lento, fuoco lento. Non mi preoccupo se non riesco a piangere, non mi preoccupo se so e posso rinchiare, vivo a fuoco lento, fuoco lento, fuoco lento. Non mi preoccupo se non riesco a vincere, non mi preoccupo di chi e cosa sono, brucio a fuoco lento.